Buonasera cari amici telespettatori, siamo in piazza Cima a Conegliano, questo nuovo format che gira per tutto il Veneto direttamente con i sindaci, gli amministratori e la popolazione sui temi più importanti del momento. Oggi sicuramente siamo sul pezzo perché il Consiglio regionale sta prendendo delle decisioni molto importanti sulla sanità ed è per questo che non può essere presente in questo momento sia il Presidente Boron che altri consiglieri invitati sono stati trattenuti a Venezia per discutere anche con le minoranze una riforma condivisa della sanità di questa regione che ha la sanità d'eccellenza, è una delle sanità migliori d'Italia e quindi le decisioni da prendere devono essere condivise. Si sono riuniti con il Presidente Zaia anche l'Alessandra Moretti e tutte le altre compagini del Consiglio regionale per trovare una soluzione condivisa che possa andare bene per tutti. Questa sera siamo ricevuti dal sindaco di Conegliano, Floriano Zambon. Buonasera signor sindaco, grazie, dopo darò a lei la parola per fare gli onori di casa. Abbiamo Farmacie Unite che è rappresentata dal dottor Franco Muschietti. Buonasera. Dottor Muschietti, i farmacisti sono molto importanti nella futura sanità e vedremo poi di spiegare perché saranno importanti. Abbiamo anche Carlo Tiengo, titolare di una parafarmacia, buonasera, accanto al dottor Muschietti. Alla mia sinistra Vincenzo Papes, vicepresidente Confindustria Veneto per il settore sanità. Buonasera dottor Papes, grazie per essere venuto qui questa sera. Rappresenta anche l'ospedalità privata convenzionata che nel Veneto è il 6% diciamo, dell'insieme della sanità, quindi è molto importante anche che ci sia la rappresentanza della sanità privata convenzionata. Abbiamo poi Mario Trivellato, cardiologo insigne, ha studiato e ha lavorato anche negli Stati Uniti d'America, a Houston nel Texas, insomma poi avrà modo, anche perché è la giornata anche importante oggi, perché è quella del cuore, no? Del cuore, sì. Abbiamo anche l'amico Giuseppe Losego, buonasera dottor Losego, farmacista qua in Conegliano. Insomma sindaco, io darei proprio gli onori di casa a lei questa sera. Per quanto riguarda il benvenuto, ovviamente io sono lieto che Luigi abbia scelto di venire a Conegliano. Il tema che vuoi affrontare questa sera è un tema decisamente di attualità per la discussione che c'è in Consiglio regionale, ma è un tema che non solo è di attualità ma è di prospettiva, è un tema che inevitabilmente coinvolge tutti i cittadini del nostro Veneto, a tutte le età. Ecco, però di qualcosa sulla tua Conegliano, no? Perché poi faremo vedere anche le belle immagini, perché se veniamo a Conegliano... Composita, è una comunità importante dal punto di vista non solo numerico, ricordo che su 36 km quadrati vivono 36.000 abitanti, quindi una popolazione nutrita e un numero per chilometro quadrato 5 volte la media nazionale. Questo ha pregi e difetti perché quando si è in tanti si hanno i servizi, c'erano anche delle difficoltà magari logistiche, abbiamo una presenza di un terziario molto evoluto, lo stesso Papes che citavi prima ha il suo quartier generale a Conegliano, a dimostrazione che i servizi sono il nostro, chiamiamo core business, il nostro punto di riferimento, nonostante il passato di questa città che sia stato molto un passato industriale nel periodo che va dal dopoguerra fino agli anni 90. Il grande patrimonio di questa città sicuramente è anche il mondo della scuola. Pensate che ogni mattina varcano le porte delle nostre scuole 12.000 studenti e quindi un terzo della popolazione è rappresentato da studenti, e se qualcuno oggi mi chiedesse qual è l'azienda che occupa il maggior numero di dipendenti a Conegliano, uno potrebbe immaginare l'Electrolux che ne fa 1.250, invece facendo i conti l'altro giorno mi è risultato che 1.600 sono i dipendenti della scuola tra insegnanti e personale collegato. Un segno, diciamo, come dicevo prima, di una vocazione ai servizi. È una città che si è aperta negli anni anche all'accoglienza, al turismo. I dati che guardavo proprio qualche minuto fa sono dati interessanti dal punto di vista dei numeri del turismo, soprattutto delle presenze, e il che vuol dire che la gente rimane un po' di più.
vuol dire che si trova bene. Ecco, e quindi il sindaco ha, diciamo, introdotto il promotore di questa serata, lo dico perché non dico mai bugie, voi lo sapete, insomma, è Franco Muschietti di Farmacie Unite, una nuova compagine di farmacie che sta crescendo moltissimo in Italia, perché c'è una ragione perché sta crescendo, perché ovviamente dà servizi, risposte e quindi risoluzioni. Dottor Muschietti, lascio a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti, grazie al sindaco che ci ospita in questa meravigliosa città. Sono contento che la piazza Splendida la sera è anche... Meglio vero che in studio? Sicuramente meglio. in studio. Ma poi sai Franco, volevo dirti una roba, perché qua può venire chiunque, stanno vedendo e i passanti si soffermano e dice, è veramente uno strumento democratico, libero, la piazza deve essere questa come negli antichi romani, poi qualcuno può anche intervenire, passa qualcuno, chiede la parola e questa è la democrazia. Questo siamo d'accordo, e a noi che piace la democrazia vogliamo essere sempre liberi di pensare e di poter agire, siamo qua per questo. Stasera parliamo soprattutto di farmacie. Volevo ricordare a tutti che per il terzo anno consecutivo Farmacie Unite ha ricordato il 29 settembre come giornata mondiale del cuore. Tutte le nostre farmacie hanno una locandina dove c'è la misurazione gratis della pressione e comunque un'attenzione per ricordare che il cuore è uno e non dobbiamo piantarlo in asso. Il nostro detto è questo sulla locandina. Stasera parliamo di farmacie e mi fa piacere che siamo nel commissariato USL numero 7, perché nonostante il territorio sia molto bello, le cose non vanno assolutamente bene e quindi avremo modo di approfondire magari successivamente quelle che sono le problematiche che riguardano soprattutto l'ASL 7, perché ci sono degli accordi fatti in regione, gli accordi vanno rispettati, però devono essere rispettati da tutti, non solo da una parte. Quindi siamo piuttosto scontenti di quello che sta succedendo, perché va a discapito soprattutto della cittadinanza e oltremodo anche delle farmacie, perché i nostri associati si trovano assolutamente a disagio nel momento in cui non possono erogare certi servizi che vengono richiesti dalla cittadinanza. E ripeto, un accordo fatto in regione che dovrebbe essere rispettato da tutti, in questo caso non è così. Quindi vorrei approfondire poi successivamente. Avremo modo di approfondire, dottor Muschietti, visto che hai preso, diciamo, ti ha colpito al cuore subito. Allora Mario, Trivellato, è l'anno e la giornata del cuore, mondiale del cuore, lascio la parola a te. Il cuore è la pompa che ci mantiene in vita, riducendo ai minimi termini il concetto dell'organo, ma è importante ricordare che anche il 45% delle cause di morte sono dovute alle malattie cardiovascolari, che in parte sono anche prevenibili con una corretta alimentazione e con un'attività fisica adeguata. Ma teniamo presente questa alta percentuale di cose che in parte la possiamo in gran parte prevenire, perché una volta uno che abbia avuto per esempio un infarto miocardico oppure un ictus cerebrale, per questo parliamo di malattie cardiovascolari, poi è una persona che rimane ammalata, tra virgolette, per tutta la vita, ossia può riprendere una vita normale o quasi normale, però ha bisogno di farmaci, quindi è un costo per la società, è un costo per... Grazie dottor Trivellato. E abbiamo tutta la serata, io oggi sono passato la giornata qui a Conegliano, sono andato a visitare 2 farmacie, prego la regia di mandare in onda i servizi che ho fatto sulle 2 farmacie di Conegliano. Ma perché l'ho fatto? Perché sta cambiando la sanità, ma stanno cambiando anche le farmacie. Via con i servizi. Siamo con Farmacie Unite in Piazza Cima questa sera, però prima andiamo direttamente dai farmacisti per sentire le problematiche che hanno. Sì, dunque la farmaceutica, parliamo in particolare della provincia di Treviso e dell'ULSS nostra, diciamo che la farmaceutica funziona bene, non c'è lamentela, il servizio è capillare, i pazienti sono felici, per cui diciamo che riusciamo ai nostri pazienti a dare un servizio a 360 gradi. Un'unica pecca che ci angoscia e ci crea veramente dei seri problemi si verifica nei casi in cui il paziente debba andare a ritirarsi dei medicinali che non può, o meglio non si vuole darglieli tramite la farmacia, ma li fanno partire e devono necessariamente rivolgersi o all'ospedale o peggio ancora alla sede dell'ULSS di Pieve di Soligo. È un tragitto partire, specialmente per un anziano,
recarsi all'ULSS a Pieve di Soligo in orari predestinati e naturalmente non il sabato e la domenica, dove vengono in farmacia quando hanno bisogno, per ritirare dei farmaci per i quali, secondo una convenzione nostra regionale e attiva in tutte le altre ASL, solo da noi non viene applicata nella maniera corretta, nel senso che nelle altre ASL uno va in farmacia e con nessuna spesa ovviamente noi facciamo la cosiddetta distribuzione per conto, cioè distribuiamo per conto dell'ospedale ad un costo bassissimo, nel quale neanche la nostra prestazione viene più o meno presa in considerazione, ma viene consegnato il farmaco in farmacia e viene risparmiato al paziente il tragitto e l'andare e tornare, il disagio di recarsi a Pieve di Soligo. Diciamo che questa era un po', da quello dei ricordi che ho, l'idea del precedente direttore sanitario, del direttore generale dell'ASL 7, no? Ora il dottor Benazzi ha tutt'altre idee, sta facendo un lavoro egregio e quindi sta affrontando varie tematiche, fra cui anche probabilmente questa, visto che viene posta all'attenzione del grande pubblico. Voi siete vicini all'utente, siete vicini all'anziano che va a prendere il farmaco. C'è un aggravio di spesa tra comprare il farmaco in farmacia o comprarlo all'ASL oppure no? Sono stati fatti degli studi a livello sia nazionale sia veneto e i dati in mano evidenziano che il costo, il prezzo che viene a pagare la ASL o lo Stato per farlo dispensare a noi sono assolutamente convenienti alla ASL. Per cui a questo punto io mi pongo il problema e chiedo perché a parità di condizioni, se non a condizioni migliorative, devo far fare a Pieve di Soligo, parlo della nostra ASL in questo caso perché nelle altre ASL questo non succede. Perché devo far fare una coda alle persone, fargli prendere l'auto, anziani che devono chiedere ai figli di essere accompagnati, quando il servizio a pari prezzo, perché di questo si tratta, a pari prezzo, viene consegnato in farmacia. Ecco, siccome sono venuto a vedere come funziona una farmacia, c'è in atto una sperimentazione in Veneto molto importante che è la ricetta dematerializzata. Dottoressa, ecco, come funziona questa ricetta dematerializzata? Allora, la ricetta dematerializzata sostanzialmente non è molto diversa per il momento da quella che era la ricetta della mutua che avevamo prima, la classica ricetta rossa. Abbiamo i dati del medico, del paziente e i farmaci che vengono prescritti. Il vantaggio per il paziente è che la ricetta dematerializzata è una ricetta che è presente sul web, in un sito del Ministero sul quale vengono caricate le ricette che vengono fatte dal medico e poi scaricate dalla farmacia nella quale il paziente si è recato. Qual è la facilitazione di avere una ricetta dematerializzata? La facilitazione per il paziente è che questa ricetta dematerializzata andrà ad essere solo sul web, andrà a sparire quello che io ho in mano, cioè il promemoria bianco. Quando a gennaio sarà a regime il sistema, la ricetta sarà semplicemente inserita in computer, il paziente si recherà direttamente in farmacia saltando le code in ambulatorio dal medico, saltando tutti quei disagi che derivano dal fatto anche di essere in tanti, sempre in coda in ambulatorio ad aspettare un sacco di tempo, si recherà comodamente in farmacia ed avrà i suoi farmaci. Questo è molto interessante, dottor Losego. Il Veneto è ancora pioniere. Ancora una volta questa regione è stata scelta, come ricorda il nostro governatore Luca Zaia, come pioniere, perché di fatto è la prima sperimentazione, viene proprio fatta qua. Il Veneto è stata regione pilota, la provincia di Treviso è stata con Farmacie Unite la provincia dove si è fatta la sperimentazione totale. Abbiamo portato con Arsenal, che è la struttura deputata allo sviluppo di questi programmi telematici, informatici importanti, abbiamo portato a termine questa sperimentazione durata un anno, per cui abbiamo risolto tutte le problematiche grosse e adesso, come diceva la dottoressa Criveller prima, ci troviamo nelle condizioni per cui a gennaio il paziente, ripeto, verrà in farmacia col tesserino sanitario direttamente, il paziente cronico, e libererà dei posti dal medico di base importantissimi, perché dal medico di base andrà soltanto chi ha bisogno di essere visitato, di essere curato, di essere fisicamente presente,
togliendo tutta quella ripetizione di ricette per la quale un paziente prima doveva perdere la mattinata, fare la coda, solo per farsi riprescrivere quelle che sono le necessità, le sue necessità. Tutto questo ovviamente, dottor Losico, possiamo dire verrà completato quando ci sarà anche la possibilità per le farmacie di fare dei piccoli esami con la telemedicina, tipo, non lo so, un elettrocardiogramma oppure un controllo del colesterolo, ma lascio a lei la parola. Quando sarà inserito tutto in rete e voi potrete fare anche questo tipo di esami, sarà un'ulteriore facilitazione per il paziente e anche per la clinica. Esattamente, lei oggi tocca un argomento molto importante. Per esempio oggi è la giornata internazionale del cuore e proprio in questa giornata la nostra farmacia, come altre farmacie dotate del sistema telematico, noi facciamo già oggi un promozionale sull'elettrocardiogramma in farmacia che viene fatto in 10 minuti con la consegna in tempo reale del foglio attraverso il centro ospedaliero. Dottor Losico, quindi quando sarà tutto in rete e voi potrete fare anche alcuni esami che saranno certificati tramite la telemedicina dall'ospedale di riferimento, diventerà di fatto un servizio in più per l'utente. Certo, allora le farmacie sono già strutturate per fare questi esami. Noi, come molte altre farmacie, facciamo già tutti gli esami di screening, colesterolo, glicemia, glicata, facciamo elettrocardiogramma, Holter. Tutti questi esami devono però necessariamente, come per l'elettrocardiogramma che lo è già, essere certificati e validati. Validati vuol dire che se lei viene in farmacia a farsi un esame del colesterolo completo, io devo usare strumenti come già uso, però devono essere certificati, confluire tutti in un pacchetto completo, per cui invece di andare a intasare l'ospedale a parità di costo e in tempi molto più veloci, viene consegnato al paziente l'esito. Il paziente si reca dal medico e dal medico ne fa l'uso che ne deve fare per la prescrizione dei farmaci. Si va verso un meccanismo di facilitazione totale per il paziente dell'accesso ai servizi. Questo noi vogliamo fare, vogliamo che il paziente veda nella sua farmacia di quartiere, di riferimento, il punto dove risolve tutti i suoi problemi. Per questo stiamo lavorando per poter avere il fisioterapista in farmacia, fare le iniezioni in farmacia, fare quello che si può fare. Allora, dottor Losico, facciamo vedere un po' di immagini per far vedere alla popolazione cosa sarà la farmacia del futuro. Pensate, cari amici telespettatori, che fare una glicata è importante perché nell'arco dei 3 mesi uno sa se ha la glicemia alta o no. Quanto costa, dottor Riccardo Vianello, fare una glicata? Viene 13 euro e si ha il risultato nell'arco di 10 minuti con un piccolo prelievo di sangue dal dito. Quindi neanche tanto costoso e uno tranquillo, conosce l'andamento, perché è facile fare la glicemia a casa ma non la glicata. Esatto, è molto più specifico, si riesce a vedere come è stato nell'arco dei 3 mesi l'andamento glicemico. Con 13 euro qui da Losico, da dottor Losico, ma questo varrà per tutte le farmacie italiane, con 13 euro uno risolve il problema della glicata. Esattamente, e lo stesso vale anche per il colesterolo. 10 minuti, viene 15 e si riesce a fare in 10 minuti l'analisi del colesterolo, trigliceridi e HDL e LDL. Quanti altri esami fate oggi nella vostra farmacia? Allora, noi adesso abbiamo anche il servizio dell'ECG, che anche quello ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti. Facciamo un'analisi. Elettrocardiogramma? Esatto. Poi facciamo l'esame con la bilancia impedenziometrica in un quarto d'ora, anche lì si va a vedere come si distribuisce la massa grassa e la massa magra all'interno del proprio corpo, il peso, magari delle carenze di acqua o di proteine. C'è il test delle intolleranze, ci appoggiamo a un laboratorio di Milano che mandiamo le analisi e entro un paio di settimane abbiamo i risultati, il referto con tutte le varie intolleranze. Faremo l'analisi del capello, c'è ovviamente la prova della pressione, abbiamo a giorni anche l'audiometria, dovremo avere a breve anche l'holter pressorio, insomma ce ne sono diverse. Quindi manca solo il riconoscimento. No. Siete in questa fase? Esatto, esattamente.
Dottor Losego, abbiamo visto i servizi sulle farmacie, come stanno cambiando le farmacie italiane? Ma venete soprattutto, perché voi siete in sperimentazione. Sì. Dunque, buonasera a tutti. La farmacia, la provincia di Treviso in particolare, è stata coinvolta nella sperimentazione di questi nuovi servizi che vengono portati avanti a livello nazionale per quanto riguarda il miglioramento del servizio farmaceutico sul territorio. Cerco di essere sintetico nel evidenziare innanzitutto la partenza della ricetta dematerializzata, della quale tanto si parla. La ricetta dematerializzata ha avuto origine proprio nella nostra provincia. Farmacie Unite è stata la prima a lanciare la sperimentazione nelle farmacie, è stata portata a punto, ormai è un anno che viene portata avanti, e questo porterà dall'inizio dell'anno prossimo probabilmente ad arrivare, in collaborazione naturalmente con la Regione, alla fase decisiva e conclusiva che prevede, in poche parole per i nostri ascoltatori che ci seguono, di realizzare quello che era il nostro disegno e il disegno della Regione e quindi anche del Ministero della Salute, di togliere ogni fastidio possibile all'utente, perché lo scopo nostro è di dare il massimo dei servizi che vogliono dire anche avere la disponibilità e l'accesso ai servizi non perdendo. Quindi alcuni esami possono essere anche svolti nelle farmacie, parliamo quindi con un beneficio per l'utente e un risparmio. Ecco, quali esami ad esempio, dottor Muschietti, possono essere fatti in farmacia, così risparmiano gli utenti e anche hanno il servizio immediato? Parliamo di esami di autoanalisi, quindi esami del sangue, esami dell'urina per chi lo fa, poi ci sono l'elettrocardiogramma, quindi medicina, telemedicina, cioè ci sono varie cose che la farmacia può fare, secondo me dovrebbe fare, perché è cambiato il mondo della farmacia che era esclusivamente distributore di farmaco, deve diventare distributore di servizi e questi servizi devono però essere garantiti, quindi dalla parte pubblica e in collaborazione sempre con la parte pubblica. Dottor Papes, come si raccorda quella nuova farmacia con le strutture private convenzionate e non, che in questo caso lei rappresenta? Perché intanto parliamo di questa sua realtà, lei è anche vicepresidente di Confindustria Veneto per il settore sanità, ma ha anche numerose cliniche. Io darei la parola a lei perché la riforma della sanità, un po' di privato sprona il pubblico, ma a lei questa sera volevo fare la domanda: nelle nuove farmacie che cambieranno, che daranno quindi magari un elettrocardiogramma, faranno la prova del colesterolo, la glicata, queste cose qua, come possono raccordarsi con l'ospedalità privata e convenzionata che è rappresentata da lei questa sera? Ma intanto io penso che in un sistema come quello sanitario nostro ci possono convivere più soggetti, può convivere il soggetto pubblico, può convivere il soggetto pubblico, cioè privato convenzionato, può convivere il soggetto privato e può vivere anche le farmacie. È logico che alcune di queste prestazioni vengono fatte da più soggetti, ma questo se viene fatto in maniera corretta e naturalmente su strutture autorizzate, io penso che non dovrebbero esserci problemi per nessuno. È logico che dobbiamo anche pensare a una cosa, che oggi la sanità sta cambiando moltissimo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che fra qualche anno le prestazioni che verranno richieste dai cittadini saranno molte di più di quelle di oggi, perché il servizio pubblico che sta facendo e che come diceva lei è un servizio di eccellenza nel Veneto, piano piano, diciamo così, dovrà lasciare un po' di spazio agli altri soggetti, perché non sarà più in grado di fare tutte le prestazioni. Quindi queste prestazioni, chiamiamole di routine o che la gente ha bisogno periodicamente, tipo esami del sangue, elettrocardiogrammi, medicazioni e poi altri esami, saranno, diciamo così, richiesti in misura maggiore. Quindi queste persone devono trovare accesso veloce e a costi, diciamo così, disponibili, perché poi voi sapete che da quest'anno stanno crescendo le persone che non riescono più a accedere alle prestazioni sanitarie. Oggi in Italia ci sono dai 9.000 ai 10 milioni di persone che non riescono più a accedere, oppure non riescono a accedere, ma non effettuano prestazioni sanitarie perché non riescono. Quindi se trovano nel territorio dei soggetti che riescono a erogare queste prestazioni a dei costi, come diceva lei,
diciamo di concerto che sono alla portata loro, porta a beneficio tutti, quindi io sono pienamente non sono contrario, anzi sono ben contento che ci siano soggetti che lavorano seriamente e che tra di loro si facciano, non dico una sana concorrenza. Una sana concorrenza, certo. Migliorare tutti. Ma certo, ma io sono d'accordo perché sono stato abituato ad essere in concorrenza fra le serate anche di Antenna 3, sono abituato ad andare in concorrenza con i colleghi delle altre TV, ma poi ci troviamo, facciamo anche 4 risate, alla fine è uno sprone per andare avanti e cambiare. E il dottor Muschietti vuole prendere la parola. Esatto. Quello che dice il Presidente Papes, perché stiamo proprio lavorando insieme per cercare di fare in modo che le nostre farmacie siano abilitate per fare prenotazioni di visite private presso le sue strutture, quindi un collegamento diretto da parte delle farmacie con le strutture private e quindi agevolare anche la parte pubblica che molto spesso è intasata, quindi la farmacia è sempre protagonista sul territorio. È intasata, io chiedo al politico, poi faccio parlare anche Carlo Tiengo perché poi c'è anche una rappresentanza di farmacisti che hanno vinto dei concorsi che chiederanno delle risposte durante questa puntata. Sindaco, lei è anche presidente della conferenza dei sindaci e quindi va fatta una riflessione. Assistiamo alle polemiche sull'ospedale di Castelfranco, pare che a Castelfranco ci saranno grosse rivoluzioni, ci sarà indubbiamente una rivoluzione in atto, quella che ora il Consiglio sta studiando ed è molto delicata e sono contento di vedere che anche l'opposizione finalmente ha capito che non bisogna fare opposizione strumentale ma costruttiva, perché sono venuti da me sia il dottor Benazzi che anche Carlo Bramezza per dire non se ne può più, bisogna che ci sia una risposta, ma la risposta era bloccata da queste polemiche pretestuose che non portano da nessuna parte, perché i cittadini chiedono risposte e quindi, consiglieri, mi raccomando, date le risposte, altrimenti non capiranno perché state facendo baruffe e chiozzotte inutili. Ma lascio a te la parola, perché dobbiamo spiegare come potrebbe cambiare la sanità della nostra regione. È difficile dirlo in questo momento perché la discussione è in atto. Io credo che la prima cosa da dirci è che non c'è più tempo, nel senso che si è voluto avviare questo processo di ammodernamento o di trasformazione. Questo processo non può durare così tanto, già ne ha occupato troppo, perché la discussione si protrae da troppi mesi e un gioiellino come quello della sanità del Veneto rischia di avere dei contraccolpi negativi se questa situazione di indeterminatezza dovesse proseguire. Quindi la prima cosa da fare adesso è chiudere le discussioni e arrivare ad una sintesi. Mi pare che qua siamo arrivati. Io credo che sia fondamentale che la riorganizzazione delle aziende sanitarie, perché questa è la sostanza della proposta di legge, avvenga di pari passo con l'approvazione del piano sociosanitario regionale, perché le cosiddette schede ospedaliere non possono prescindere dall'organizzazione amministrativa delle aziende sanitarie. Per spiegarmi meglio, non è pensabile che adesso noi costruiamo degli ambiti territoriali, chiamiamoli ottimali, di gestione amministrativa se non gli diamo il contenuto di che cosa ci sta dentro dal punto di vista del servizio sociale ma soprattutto sanitario e quali sono i reparti che permangono sul territorio di eccellenza. Io sono il primo a sostenere che è fondamentale che l'ospedale eroghi servizi di eccellenza. Lo dico per un'esperienza personale avuta nel 2004, un linfoma gravissimo. Se non avessi trovato le eccellenze del Veneto io non sarei qui a parlare con voi. Credo di essere chiaro, per cui non c'è dubbio che le eccellenze non solo vanno salvaguardate ma vanno incentivate, magari anche a scapito della comodità. E questo però non può non essere insieme, parallelo all'organizzazione, perché sarebbe una contraddizione, che era un po' il tema dell'anno scorso, perché pensare a una riorganizzazione delle aziende sanitarie distante da quella che era l'approvazione del piano sociosanitario che è in scadenza alla fine di quest'anno sarebbe stata un po' una contraddizione. Oggi ci sono le condizioni per fare tutto insieme ed è fondamentale che sia fatto. L'importante è che non si arrivi a dei compromessi che alla fine gratifichino
territori salvaguardino determinate situazioni che appartengono al passato e non si guardi complessivamente al futuro. Credo che da questo punto di vista di essere stato abbastanza chiaro. Dopo, sul tema dell'ospedale e sul tema dei servizi che possono venire dalle farmacie, dall'ospedalità privata convenzionata, soprattutto da una sanità territoriale, io ritengo che l'ospedale debba essere il luogo della prestazione di eccellenza. Il resto appartiene al territorio, quindi benvengano anche processi che sono di evoluzione, che capisco possano toccare anche magari delle condizioni consolidate, penso alle stesse medicine di gruppo. Possiamo discutere finché vogliamo. Io credo che sia necessario oggi ragionare in questi termini correttamente, senza pensare che qualcuno faccia il furbo sull'altro, quindi che i medici ospedalieri, la regione, correttamente, però penso che anche questo sia un modello che oggi è superato, quello del medico che sta silenziosamente e singolarmente a casa sua e presta il servizio solo per alcuni. Come pure io ritengo che gli ospedali di comunità non siano una cosa sbagliata, non lo sono, però se sono realizzati assieme al resto della riforma. Grazie Sindaco. Sono cose Ma abbiamo tutta la serata, grazie per queste sue anticipazioni. C'è un problema che mi preme risolvere, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Siamo ritornati in studio. Dottor Tiengo, lei è un farmacista, titolare di Parafarmacie, rappresenta questa sera l'universo di 500 farmacisti che hanno, buonasera a lei, hanno vinto questo concorso che attualmente è ancora fermo, nel senso che non è stata assegnata nessuna farmacia. Do a lei la parola. Grazie per l'invito in questa splendida provincia di Cornigliano. Mi permetto di riprendere alcuni concetti che i relatori che mi hanno preceduto hanno sottolineato, e cioè che in Veneto c'è sicuramente una sanità di eccellenza, che una sana concorrenza anche tra le strutture sanitarie porta sicuramente questa eccellenza ad un livello superiore, e che parte di questa eccellenza, anzi mi permetto di dire buona parte di questa eccellenza, è dovuta anche alle farmacie aperte sul territorio. E allora io mi chiedo perché, visto che la farmacia si sta evolvendo verso una farmacia di servizi, analisi del sangue, tutto a beneficio del cittadino, dove trova una, tra virgolette, sanità più abbordabile e a minor costo e più rapida, sollevando... E oggi ho fatto una glicata con 13 euro io, Il colesterolo si fa con 15 euro, No, dobbiamo dirlo alla gente. Io sono andato dal dottor Losego oggi, che mi ha ospitato, e vedo che con poco denaro possiamo raggiungere degli ottimi risultati e rapidamente. Non so quanto costerà un elettrocardiogramma. Dopo tu, Mario, fai un elettrocardiogramma a qualcuno, prendiamo una cavia qua, prendiamo qualcuno qua. Allora, sì. Fare poi le strutture pubbliche che possono invece dedicarsi ad altre cose. Quindi allora io mi chiedo perché la Regione in qualche modo frena contro l'apertura di queste nuove 224 farmacie. Ma non mi risulta che freni, dottore, no. Dopo la do la parola a Muschietti, perché Muschietti ha delle notizie fresche. Infatti che sono stati velocemente fino a qua. Il concorso è stato indetto nel 2012 e quindi, se fate due conti, sono passati quasi 5 anni. Non esiste un concorso che assegni qualcosa e poi bisogna aspettare 5 anni per poterlo ottenere. Se non altro perché queste 224 farmacie che verranno aperte sul territorio saranno distribuite capillarmente sul territorio stesso, potranno dare quei servizi che abbiamo detto, aumentando la sana concorrenza, diminuendo i prezzi i costi dei farmaci per
per la clientela e mettendo diciamo, in atto. Poi auspicate che la giunta regionale assegni queste benedette farmacie. Però quelli in montagna che hanno difficoltà ad andare avanti, in alcuni settori non è che tutti quanti stiano bene. Ma allora parola al dottor Muschietti, perché ha notizie fresche. Più che notizie fresche sono notizie di cronaca, nel senso che le procedure concorsuali sono finite nel 2015, lo possiamo affermare con certezza perché Beppe Losego era in commissione e quindi abbiamo una testimonianza diretta. Quindi diciamo che non sono terminate così tardi. Il problema forse, può darsi che la Regione abbia avuto anche qualche incertezza, non so se pressioni o cosa, ma non andiamo a sindacare su quello che fanno certe categorie. Diciamo che noi come Farmacie Unite abbiamo sempre detto che se il concorso è stato fatto è una norma di legge, cerchiamo di sbloccarlo il prima possibile perché è giusto che ci sia una possibilità per chi ha fatto questo concorso di poter accedere alla propria farmacia in questo caso. Teniamo presente però che l'anno 2016... Quindi Farmacie Unite anche in questo diciamo è solidale. Farmacie Unite è un'associazione libera e aperta. Noi facciamo concorrenza sulle capacità professionali e sulle capacità dell'imprenditore. Questo è il modo di fare concorso, non fare battaglie di retroguardia che salvaguardano il passato che poi dopo prima o dopo cade. Noi la pensiamo così. Ma al di là di questo, probabilmente i tempi burocratici che hanno ritardato le consegne degli aventi diritto al concorso sono dovute al fatto che il 2016 prevede la revisione da parte dei comuni la revisione della pianta organica. La revisione della pianta organica potrebbe anche escludere aperture di alcune farmacie, perché se c'è un calo demografico non c'è più il quorum perché la farmacia venga aperta. Ecco, questa è una notizia in anteprima. Probabilmente uno dei motivi è anche questo. Perché prima c'erano i colleghi della Tribuna e del Gazzettino che sono venuti qui su questo problema e in effetti questa è la notizia della pianta organica. Dottor Losego, lei è stato anche membro della commissione giudicatrice, mi pare, di questo concorso. Sì, noi per 1 anno e mezzo abbiamo portato avanti questo concorso regionale. In commissione con me c'era un docente universitario, la dottoressa Scrocaro, responsabile della sanità veneta, e un funzionario della regione. Noi, il nostro compito istituzionale, a marzo dell'anno scorso abbiamo consegnato le classifiche ufficiali, sottoscritte e firmate, per noi il concorso, e da allora la Commissione ha finito il suo lavoro, le farmacie erano assegnate. Io non voglio scaricare sulla Regione, non voglio scaricare su nessuno, ricordiamoci che la Regione è lo Stato, la Regione è l'emanazione dello Stato sul territorio, per cui se lo Stato fa una legge infame, perché la legge Monti che è stata fatta veramente con i piedi, la gattina che vuol partorire prima fa i gattini ciechi. Qui purtroppo abbiamo avuto una legge che adesso è facilmente impugnabile, un risultato che è facilmente impugnabile, e chi ne fa le conseguenze sono i nostri colleghi che si strameritano l'apertura di queste farmacie in sedi che non sono coperte da farmacie, per cui non vanno in conflitto con le nostre strutture già esistenti, per cui noi che vogliamo remare per nello stesso verso non riusciamo. Perché? Perché la Regione si trova adesso di fronte a ricorsi perché era stato formulato male. I ricorsi sono già stati discussi e finiti, il TAR ha già dato tutti i pareri, forse eccetto un paio, quindi la cosa ormai è conclusa, basta solo che la Regione deliberi. Come ha detto l'assessore. Sì, io ho visto la dottoressa Scrocaro. Ma l'assessore Coletto ha detto che lo farà. Sì. Quindi stiamo andando a... No, ho visto adesso onestamente... guardate, andiamo a fare il processo alle intenzioni. L'assessore Coletto ha detto che lo farà. Il vicepresidente Forcolin ai miei microfoni alla piazza ha detto che lo farà. Non ho motivo di dubitare che non lo facciano. Ecco, c'è dal pubblico una richiesta di intervento, prego qualcuno di intervenire su questo argomento, dopo eventualmente la piazza è ovviamente libera. Dottor Papes e anche Mario Trivellato, tu conosci benissimo la sanità privata perché hai vissuto tantissimi anni negli Stati Uniti d'America e quindi sai come funziona la struttura privata. Il dottor Papes è anche rappresentante. Come evolverà
la sanità, secondo voi? Diamo degli spunti ai politici che stanno lì litigando per 7, 8, 9, 10 USL. Qui bisogna andare oltre questi 7, 8 e 9, bisogna parlare dove facciamo. Se facciamo una specializzazione a Conegliano è inutile farla a Castelfranco, se facciamo una specializzazione a Treviso è inutile farla a, non so, a San Donà. È chiaro che dobbiamo ragionare su questo, non su quante poltrone o quante aziende il territorio ha bisogno. La gente è stufa. Allora, in America come si organizza? Io ho vissuto negli anni 70 per 2 anni, 73, 74, 79, 80 a Houston, il centro di cardiologia del dottor De Becchi e del dottor Culi e tutti. E l'americano sa che quando nasce deve farsi un'assicurazione. Lui paga un tot e quando ha bisogno lui non ha praticamente liste di attesa perché viene assicurata il suo ricovero e le prestazioni vengono assicurate in base all'assicurazione che ha. Perché dico in base? Perché certo, però paga una volta sola, non paga 2 volte come qua, no, ecco, la pubblica e poi si deve fare anche l'assicurazione privata, cioè paga una volta sola. Noi stiamo arrivando, non si dice, ma stiamo arrivando, perché chi lo dice penso che sarebbe diciato quasi, a arrivare ad farsi un'assicurazione per la propria salute. Aggiungo di più, chi è nulla tenente, chi proprio non ha niente in America è quasi, c'è stata un'intervista anni fa che hanno fatto a sanità americana e quella italiana, è quasi messo meglio perché ha tutto gratuito. Quindi non è vero quello che dicono che gli americani lasciano morire, non è vero? O è vero? Non è vero? È propaganda? Assolutamente no, perché non lasciano morire nessuno, anche se uno è povero. Ti spiego, assolutamente no, perché succede sempre l'italiano che capita a Los Angeles o a New York, a Mount Sinai, sente male, va nel super ospedale, quello che vede nei film, e le dico: alta, qui impostiamo la terapia d'urgenza e dopo lei va nell'ospedale. Bene, bene, pubblicità. Dottor Papes, a lei come evolverà secondo lei questa sanità? Come evolverà? Lei da niente è partito da Conegliano, da un centro di estetica di questa città e ha costruito un impero, perché diciamo che ha 700 medici dipendenti, 300 aiutanti, centri dappertutto, insomma è partito, è un po' il miracolo del nord-est dal punto di vista della sanità. Lascio a lei la parola. Ma un miracolo direi che è una parola grossa, diciamo che in questi anni abbiamo lavorato molto in maniera anche professionale e oggi questi sono i risultati. Sì, ma partendo da niente? Ma poi nel Veneto tanta gente è partita da niente, però oggi diciamo così è a capo di grosse aziende e quindi naturalmente penso che sia nel DNA di questa zona, di queste terre, diciamo così, quello che abbiamo fatto noi. Io però vorrei soffermarmi un attimo sulla riforma e dove andrà la nostra sanità secondo il mio punto di vista. Allora, oggi noi stiamo facendo questa riforma non perché vogliamo farla noi, perché siamo costretti. Oggi non possiamo più permetterci di fare quello che facevamo 5 anni fa o 10 anni fa. Il cambiamento sarà nei prossimi anni stravolgente, quindi la sanità cambierà secondo me moltissimo. Noi avremo una sanità pubblica in cui farà quello che è l'emergenza e tutto quello che riguarda l'urgenza e diciamo, tutti quelli che sono gli interventi, e dovrà lasciare la parte cronica e un po' di prevenzione ad altri soggetti. Questi soggetti che saranno? Saranno soggetti privati convenzionati, privati, ma interverranno sicuramente e stanno entrando in maniera preponderante le assicurazioni, ma non neanche le assicurazioni, poi stanno entrando le multe, che sono formule diverse che stanno arrivando dalla Francia, e cioè
Vi faccio un esempio: oggi c'è un prodotto sul mercato che costa 1.500 euro e la persona che se lo acquista riesce ad avere la copertura per lei e la propria famiglia. Quindi cosa avremo? Avremo queste coperture che la gente dovrà cominciare a pagarsi per coprire, diciamo, quelli che sono i fabbisogni. Ma poi la gente sceglierà anche la struttura dove andare, quindi ovviamente avrà un'assicurazione, ma poi sceglie anche il medico migliore, la struttura migliore, cioè si sposta a secondo dei suoi desideri. E questo senz'altro, sempre di più le persone oggi scelgono il medico, scelgono la struttura, perché oggi con questi mezzi che abbiamo, internet, ormai la gente sa tutto, dove, quando, e quindi la gente si muove velocemente e quindi ci sarà, andrà sempre dove ci saranno le eccellenze, perché tutti quanti vorremmo curarci dove pensiamo che lì ci sia la soluzione del nostro problema. Sindaco, le proposte della politica. Le proposte della politica sono quelle che dicevo prima. Noi dobbiamo garantire una presenza innanzitutto universale del servizio e quindi le formule e i modelli di altri paesi vanno prese in considerazione con attenzione, però considerando la necessità della garanzia universale del servizio, che è il diritto alla salute, certo, che è uno degli elementi fondamentali di garanzie per la nostra comunità, per ognuno di noi. Io, come dicevo prima, sono favorevolissimo alla razionalizzazione finalizzata all'eccellenza. Sono dell'idea che ci debba essere una specializzazione. Non è detto che le specializzazioni siano centralizzate, ma può essere benissimo che le eccellenze siano diffuse sul territorio, e credo che anche lo spostamento a fronte di una prestazione elevata sia giustificato. Posso fare anche degli esempi di persone che magari si sono rivolte a centri importanti internazionali e che poi per una specifica patologia siano state invitate ad andare, che ne so, all'ospedale di Vittorio Veneto o di Conegliano per le sue eccellenze. Questo è un segno di una rete che c'è già e che va in qualche maniera rafforzata, ed è il segno che quelle eccellenze vanno salvaguardate con l'attenzione anche a non essere troppo campanilisti, perché l'eccesso di campanilismo porta magari ad avere la salvaguardia di determinate strutture che poi alla fine rischiano di non dare la prestazione adeguata. Perché, come diceva bene poco fa Papes, il cittadino, il paziente cerca l'eccellenza, si documenta, e anche una maturazione, secondo me, del corpo medico che c'è stata in questi ultimi anni ci dice che la gelosia rispetto al paziente non sia poi più così diffusa come lo era per il passato, e questo è una cosa importante, è un processo che questo culturale di maturazione che sta portando indubbiamente dei risultati. Per quanto riguarda il contingente, come dicevo prima, cioè la discussione che è in corso, è fondamentale che si dia una fotografia, prendendo la fotografia attuale, si dia una proiezione della sanità, superando quello che è il concetto di un campanilismo che, ahimè, su questo settore ha prevalso moltissimo nel passato. Ci sono stati dei territori che hanno fatto dei percorsi e dei processi di razionalizzazione. Credo che per quanto riguarda il territorio dell'azienda 7 è la ragione per cui, peraltro... Ecco, vorrei rispondere un po' anche alle critiche, no, Sindaco, del dottor Muschietti, perché volevo portare anche su questo tema, no? Sì. I conti dell'azienda sono in ordine, ciò non toglie però che non ci debba essere anche qui una rivisitazione complessiva che può essere anche destinata a valorizzazione di servizi che prima ha lanciato un paio di critiche sulla LUS 7. Chiediamole subito. Sì. Confermare quello che ha detto il sindaco adesso. Quando ho avuto la fortuna e l'opportunità di fare il sindaco di Castelfranco, e parliamo del 1992, avevo lanciato l'idea di razionalizzare il sistema ospedaliero. Sono passati più di 20 anni e finalmente siamo arrivati a questa soluzione, perché quella volta mi ricordo che sono state raccolte migliaia e migliaia di firme contro il sindaco che voleva chiudere l'ospedale. La cosa è maturata, forse i tempi sono diventati veramente maturi per poter realizzare. Quindi sei stato antesigliano 10 anni prima. Diciamo sì, però non sono stato compreso, adesso spero che comunque si porti a termine il problema.
Prima parlavo dell'ASL 7, non tanto come gestione generale, ma come gestione sul farmaco. Allora, la spesa farmaceutica è calata notevolmente, meno 4,2% a livello regionale. La spesa ospedaliera è aumentata del 35%. Quindi sono dati che sono abbastanza difficili da digerire, in quanto la spesa territoriale delle farmacie territoriali era sempre superiore a quella ospedaliera. Cosa sta succedendo? Non è facile capire il problema. Però è anche vero che l'ASL 7 in questo momento sta andando contro quelle che sono le direttive regionali. La Regione Veneto ha fatto una... Parli della gestione non del dottor Benazzi, no, parli delle gestioni precedenti. Parlo della gestione precedente che ha avuto un seguito. Il dottor Benazzi probabilmente non è riuscito ancora a intervenire perché la Regione Veneto ha voluto la Regione Veneto fare un accordo per la distribuzione dei farmaci ad alto costo attraverso le farmacie territoriali. Perché? Perché ritiene che sia un servizio migliore, un servizio più puntuale, un servizio più adeguato e anche lo vede come un risparmio. Allora, in tutta la regione la cosa funziona perfettamente, perché in tutta la regione vengono distribuiti. Nella ASL 7 non si capisce perché si continua con questa distribuzione diretta, con costi, secondo me, elevati e non c'è nessun risparmio. Disagi per i cittadini che devono fare decine di chilometri per andarsi a ritirare il farmaco e molto spesso trovano chiuso perché non hanno i tempi di apertura delle farmacie. Quindi io vorrei capire per quale motivo, e non è un motivo dovuto a un risparmio, perché io sono convinto che la distribuzione diretta non è assolutamente un risparmio, è un costo maggiore. Se dopo tu mi dici io compro il farmaco a meno di quello che lo acquisti tu, però non metti in conto quelli che sono i costi di distribuzione, di servizio, e quindi queste cose vanno chiarite. Poi c'è anche, Franco, scusami, ti interrompo, ma parlavamo prima della rete, no? La rete ti dà l'anonimato, adesso tanti, dopo il boom della rete, la gente vuole avere un rapporto col farmacista, vuole avere un rapporto con il negozio. Allora il ruolo del farmacista, che ha questo contatto diretto con la popolazione, è fondamentale. Io non posso andare a prendere un farmaco la notte, sto male e non trovo nessuno perché devo andare all'azienda sanitaria che magari trovo uno sportello chiuso, devo fare 20 km, quando a parità di costo vado a parlare col mio amico farmacista che mi conosce, è del posto, del quartiere, ho un rapporto umano, dialettico con lui, mi consiglia e spendo uguale. Che poi il farmacista è un po' una specie di presidio, piccolo presidio, parla, è un punto di riferimento per la popolazione. Sbaglio, Franco? È verissimo questo, ma è altrettanto vero che, ripeto, non c'è assolutamente risparmio. Se fosse finalizzato al risparmio, non c'è assolutamente risparmio. Noi abbiamo... Ma allora perché lo fanno? Ma perché lo fanno? Non l'abbiamo capito, vorremmo capirlo, è per questo che siamo qua a cercare di capire perché è l'unica ASL nel Veneto che non segue l'accordo regionale, perché gli accordi si fanno, ma si possono anche disdire a un certo punto, che se non funziona vuol dire che si va disdetto, ma il problema soprattutto è quello che il presidio del farmacista ha toccato un tasto vivo. Io ero di turno ieri sera, alle 10:30 di sera è venuta una coppia con un farmaco molto delicato che era stato distribuito direttamente dall'ASL e mi hanno chiesto come lo devo usare. Un farmaco per l'infertilità, quindi un piano terapeutico, quindi difficile da usare e molto complicato anche da somministrare, perché siamo andati, ci hanno costretto ad andarlo a ritirare in ospedale, non ci hanno detto niente e viene alle 10:30 dalla mia in farmacia a chiedere come devo fare. Quindi queste cose non devono succedere. Allora questo non è risparmio, questo è un disagio sociale nei confronti dei cittadini. Esatto. Ecco, io devo lanciare la pubblicità. Dottor Tiengo, poi diamo la parola al dottor Trivellato perché vuol parlare di questo concetto della telemedicina, della telecardiologia. Volevo rispondere un attimino al dottor Moschetti che diceva del calo demografico. Intanto queste cose succedono perché ci sono delle lungaggini assurde di 5 anni e quindi se queste non ci fossero non ci sarebbero neanche questi problemi.
Tra l'altro il Veneto conta una farmacia ogni 2.652 abitanti contro una media nazionale di circa 2.900, per arrivare a una punta del Piemonte a una farmacia ogni 2.813 abitanti. Il che vuol dire che per quando ci sia un calo demografico questa gente si sarà spostata in qualche modo, sicuramente i numeri per aprire le nuove 224 farmacie ci sono ancora. E quindi ribadisco il fatto che queste persone che hanno vinto il concorso e tra l'altro si trovano anche in difficoltà perché alcune sono state addirittura licenziate una volta che hanno scoperto che avevano vinto la farmacia, o comunque si devono organizzare una vita propria, non possono aspettare ancora, anche perché la graduatoria a marzo scade. Bene. Noi infatti ci siamo costituiti. Quindi lei lancia un appello alla Giunta. Bene. La Regione affinché non faccia scadere la graduatoria per non pagare i danni con i soldi. Vabbè, però io dico, però siamo sul libero mercato, dottor Losego, siamo sul libero mercato. Tra l'altro volevo che si affrontasse il tema del DDL concorrenza, perché è molto importante quel tema lì, nel senso che dietro le quinte, Premier Renzi, lei viene qui spesso in Veneto, il Veneto è molto importante perché il 10% del prodotto interno lordo nazionale, capisce bene che il Veneto potrebbe far cambiare l'Italia. Sappiamo benissimo che Renzi è un grande centralista, perché lascia alle regioni la sanità e porta tutto a Roma? Prima domanda. Seconda domanda. Questo decreto legge sulla concorrenza, diciamolo francamente, cosa provocherà alle farmacie italiane se entrano le multinazionali inglesi e americane? Lascio a lei la parola. Sì, ti ringrazio per l'opportunità che mi dai. Allora, parliamoci chiaro, ricordiamo il concetto sul quale è fondato il servizio al paziente. Nella città di Conegliano ci sono 10 farmacie, ogni quartiere ha una farmacia a seconda della popolazione. Ci sono i medici necessari in ogni quartiere, adesso raggruppati nelle UTAP, finché vuoi, però ci sono i medici e ogni medico ha assegnato un numero di pazienti. Perché? Per evitare che ci sia un unico medico che ha 30.000 pazienti solo perché magari pensa di fare magie e per evitare di pensare che ci sia un'unica farmacia magari dislocata alla Zoppa Sarena, in quanto alla Zoppa Sarena il farmacista ritiene sia utile lì perché c'è maggior afflusso di persone. La distribuzione sul territorio è sacrosanta, è alla base, siccome il tuo format si rivolge ad una popolazione, alla piazza, il nostro capitale è il cittadino, è la persona. La persona deve avere il servizio. Allora c'è una rete di servizio, discutiamo, abbiamo discusso con lo Stato, con i colleghi, si abbassa... Ma è da un po' che siete presi di mira, d'accordo. È da un po' che vari governi vi hanno preso di mira. Concludo il ragionamento... Non so perché, cosa state facendo? Funzionate e vi prendono di mira, no? Allora, ve ne combinano di tutti i colori. Ben venga... È vero o no? Luigi, un po', sì. Ben venga la concorrenza, ben venga lo stimolo a migliorarsi, ben venga l'apertura di nuove farmacie, però rispettiamo quelli che sono delle distribuzioni sul territorio, perché altrimenti tu svuoti un quartiere del medico, del farmacista e crei un'assoluta impossibilità, o una località montana a Sarmede. Voglio vedere quando liberalizzano se la farmacista di Sarmede conviene restare a Sarmede o spostarsi in centro a Vittorio Veneto. Ma certo. È chiaro che si sposta a Vittorio Veneto, è chiaro ed evidente. Hanno provato a portare le farmacie nei supermercati, è stato un fallimento. Esattamente. È stato un fallimento. Qua ci sono tutti i soloni, mi dispiace, sto parlando come Grillo, speriamo di no, perché non vorrei parlare come Grillo stasera, però hanno provato a portare le farmacie nei supermercati, dottor Muschietti, è stato un fallimento, perché la gente vuole avere un contatto umano con il proprio medico, il proprio farmacista. Non è un numero, capisci? Vuoi intervenire su questo? Io vorrei intervenire sul DDL concorrenza, che non è stato ancora emanato, però insomma nelle fasi finali sappiamo. Cos'è che significa per le farmacie? L'apertura al capitale. L'apertura al capitale significa oggi la farmacia è il
titolare di farmacia o società di farmacisti sono tutti farmacisti. L'apertura del capitale vuol dire che multinazionali, non del farmaco, ma possono essere assicurazioni, banche o che per essi acquistano le farmacie e le fanno poi gestire da farmacisti, perché quello resta l'obbligo. Il che significa perdere quel concetto di farmacia che c'è in Italia, che è capillare, distribuita sul territorio, a servizio dei cittadini. È evidente che la multinazionale fa business soltanto, non fa servizio come vorremmo fare noi. Quindi noi dobbiamo differenziarci da tutto quello che può essere la parte esclusivamente economica e diventare sempre più indispensabili sul territorio. Ecco perché la farmacia dei servizi, ecco perché la farmacia è sempre più professionale, che non deve trascurare naturalmente neanche la parte commerciale, perché la parte commerciale diventa indispensabile per sopravvivere, perché oggi se noi andiamo a calcolare quello che viene, la remunerazione che possiamo avere, cioè il margine che possiamo avere dalla distribuzione del farmaco, quasi lavoriamo gratis. Quindi dobbiamo per forza cercare soluzioni diverse, ma soluzioni che però siano sempre a disposizione del cittadino. Allora Renzi ha detto combattiamo la lobby dei farmacisti e ha aperto a lobby molto più importanti, che sono le multinazionali, molto diverse dai farmacisti, che sono un granello di sabbia di fronte a certe, c'è soprattutto una multinazionale. Quindi su dice la strategia renziana è quella di attaccare le farmacie facendo finta di dare un servizio migliore, che poi di fatto sono 4 multinazionali come i supermercati che trattano la gente come numeri. Giusto alla fine. Giusto per dare un numero, quello che potrebbe avvenire in Italia, una delle multinazionali più interessate è una multinazionale che ha anche distribuzione del farmaco. 14.000 punti vendita a livello internazionale, 14.000 punti vendita a livello internazionale, con un fatturato di 133 miliardi di euro. Quindi voi capite che spendere 2 o 3 miliardi per loro in Italia e fare in modo di avere il monopolio delle farmacie diventa un gioco da ragazzi. Ma tra l'altro, dopo la pubblicità, io volevo anche sentire l'opinione del pubblico, se c'è qualcuno che ovviamente sta seguendo la piazza, da piazza qui a Cima Conegliano, per portare un contributo, come se fosse un SMS, una telefonata. Pubblicità. Abbiamo qui un rappresentante dei farmacisti che hanno vinto il concorso. Lascio la parola a chi era qui alla piazza. Sì, buonasera, do manforte al collega dicendo che il gruppo dei farmacisti vincitori è rimasto molto deluso perché l'assessore Coletto si era preso un impegno con il nostro gruppo e aveva promesso che entro settembre sarebbe stato sbloccato il concorso. Settembre è passato, possiamo dire, quindi una prima promessa è stata disattesa. E c'è stato promesso a voce che il 7 ottobre verrà deliberata lo sblocco di questo concorso e noi siamo qui con molta ansia. E che ti porterà fortuna questa piazza, dottor Gianvalvo, dai, spero molto perché ho fiducia anche nell'assessore Colletto e nel presidente Zaia, che sono delle persone serie, per cui sicuramente ti porterà fortuna. Lo spero, perché potrebbe essere una bellissima occasione di rilancio economico per la regione, perché abbiamo calcolato un impatto di 70 milioni di euro. E anche merito di Farmacie Unite, che mi ha detto il dottor Muschietti che vi sta sostenendo. Se vuoi rispondere, Franco, ti chiamo Franco perché ci conosciamo da tanto tempo, sindaco di Castelfranco, presidente di Farmacie Unite, sta portando questa sua associazione a livello nazionale. Quanti ne hai di iscritti a livello nazionale? Adesso siamo oltre 400. 400? Ogni giorno abbiamo sempre richieste di iscrizione, quindi ci fa piacere questo. Ecco. No, dicevo al dottor Gianvaldo che ci siamo conosciuti anche nel passato e ho sempre dato il mio parere di fronte al loro disagio che stanno vivendo. Non possiamo fare niente personalmente, però spero che veramente la situazione si sblocchi al più presto. Mi auguro che questa piazza ci porti fortuna, è una bellissima piazza, una bellissima città, quindi mi auguro che veramente vengano rispettati i tempi, come tu dicevi, che entro il 7-8 ottobre dovrebbe risolversi il problema e quindi poi dopo si rasserenano anche gli animi, perché capisco perfettamente che stiate vivendo una situazione di ansia, di tensione, perché è logico che uno che ha investito per il proprio futuro vorrebbe vedere realizzata la propria possibilità di esprimersi nel futuro con la sua farmacia, ma nello stesso tempo si trova legato da situazioni burocratiche. Mi auguro veramente che si sblocchi, perché non ha senso tenere bloccata una situazione che crea soltanto disagio a tutti.
Chiedo scusa, ma il nostro problema è stato soltanto quello di avere delle promesse e mai nulla di scritto. Bene, abbiamo capito. Adesso vediamo. Hai qualcosa di orale qua, che è molto più importante di qualcosa di scritto, perché rimane e rimarrà nelle coscienze collettive. Dottor Trivellato. Qui si è parlato giustamente spesso di tempo, di distanze di tempo per poter accedere alle cose. Con la telecardiologia, per esempio per fare un elettrocardiogramma, avere una traccia elettrocardiogramma, con questo apparecchio di 70 grammi, e vedete, basta appoggiarlo dentro il torace con questi 4 elettrodi, a contatto della pelle, si preme, lui capta per 30 secondi ciò che è il battito cardiaco sotto forma di tracciato elettrocardiografico, poi si sende, qui c'è scritto, si invia col proprio cellulare oppure per la telefonia fissa e arriva un tracciato di questo tipo. Voglio mostrare perché quindi non è più il paziente che va a fare i 10 km o in ospedale, tempi di attesa, ma è il suo tracciato che va dal medico che le ha dato questo apparecchio. Guardate questo tracciato, penso che anche ai non addetti ai lavori si possa vedere battiti regolari circa 60 al minuto, poi parte improvvisamente una salita di 170 battiti al minuto. Questa era una signora che andava ripetutamente in ospedale a circa 15 km da casa sua perché aveva degli episodi di tachicardia parossistica, che però ora che arrivava in ospedale ovviamente era quasi scontato che erano finiti. La signora era quasi definita depressa, ansiosa. Allora l'ho dato il mio apparecchio e ho detto: signora, lo tenga per 3 mesi. Il primo mese niente, il secondo mese, alla fine del secondo mese ha mandato questo. Quindi è stata fatta una diagnosi e facendo viaggiare il tracciato, che è come un'email, il tempo di arrivo nel mio computer e in contemporanea nel mio cellulare. E salvi delle persone. C'è il dottor Losico che ha chiesto la parola. Dottor Losico. Sì, io brevemente ringrazio il collega cardiologo che ha portato questo bellissimo esempio. Oggi volevo sottolineare, per portarti a conoscenza, che le farmacie nella giornata proprio del cuore, parlo della mia farmacia ma anche in altre farmacie, è stata fatta esattamente questa cosa. Noi abbiamo in dotazione nelle nostre farmacie l'elettrocardiogramma che viene fatto con queste modalità. Oggi ne abbiamo fatti 4 in farmacia, parlo della mia, di 4 farmacie, 4 analisi di elettrocardiogramma, in 10 minuti ci siamo collegati con l'ospedale, è stato trasmesso via telefono, è stato mandato indietro il risultato e stampato sul tracciato che giustamente il dottore vi ha fatto vedere. Questo è un servizio, tornando al discorso dei servizi, indispensabile. E quanto costerebbe un elettrocardiogramma così? 25 euro. 25 euro. Allora voglio dire, al di là del costo, questo può essere fatto a qualsiasi ora. Bene. 24 ore su 24. Grazie, siamo in chiusura. Chiederei al dottor Papes, lui ha questi centri di eccellenza e mi parlava prima di andare in onda, l'ho conosciuto questa sera, mi fa piacere, di questi esami e di queste operazioni che lui fa per togliere gli occhiali con un laser un po' particolare, questa eccellenza dei suoi istituti. Sì, volevo dire che per esempio a Treviso, nella sede che abbiamo a Treviso, abbiamo un laser Ecimeri che serve per la chirurgia refrattiva, cioè quel laser in cui quando uno ha gli occhiali, vuole togliersi gli occhiali, facendo una seduta con un laser riusciamo a togliere, fa sì che questo non porti più gli occhiali, e vengono parecchie persone soprattutto dalle province anche limitrofe tipo Pordenone, Venezia, e quindi riusciamo a fare circa 1 migliaio di interventi all'anno, quindi per noi questa è un'eccellenza perché nella provincia di Treviso c'è solo questo. Siete solo gli unici voi a farlo? Nella provincia di Treviso sì. È molto importante. Ecco, in chiusura do la parola, poi chiude ovviamente il sindaco che ci ospita, Carlo Tiengo e Franco Muschietti. Sì, un plauso alla tecnologia usata in questo modo veramente eccezionale. Quindi io mi unisco all'augurio del mio collega che veramente in Regione chi di dovere si metta una mano sulla coscienza e veramente concludiamo questa cosa, soprattutto a favore certo dei farmacisti che hanno vinto la farmacia, ma credetemi, a favore della popolazione. La popolazione lo si evince oggi, penso in 1000 modi. Riusciremo ad avere un risparmio, agevolazione, un accesso alla salute molto più grazie. Dottor Muschietti, Farmacie Unite, che è il promotore di questa serata per dare messaggi importanti di questa sanità che cambia. Direi che
credo di aver già detto che speriamo che le cose si mettano a posto, perché vogliamo che gli accordi regionali vengano rispettati da tutti. Noi li rispettiamo in toto, quindi anche altre strutture devono rispettarli, e questo sicuramente non molleremo la nostra battaglia. Io vorrei, per chiudere, ringraziare intanto l'ospitalità che ci ha dato il sindaco di Conegliano in questa bella città, e se mi permettete un pensiero alle popolazioni che sono state colpite in centro Italia dal terremoto. Dico questo anche perché in tutte le nostre farmacie di Farmacie Unite c'è un salvadanaio per la raccolta di una monetina, che può essere utile anche una piccola monetina per aiutare queste popolazioni. Fermo restando che ben 2 colleghi hanno subito la distruzione totale della farmacia e per cui stanno operando dentro dei container. Quindi un momento di pensiero e di solidarietà nei loro confronti. Beh, il Veneto è la terra della solidarietà. Abbiamo visto la trasmissione che ho fatto recentemente da Villa Le Magnolie con la clinica Giovanni XXIII della solidarietà in Africa, però mi hanno chiamato i titolari di quell'ospedale dicendomi che stanno per andare proprio nelle zone terremotate, potrebbe venire anche lei, dottor Papes, perché vogliono fare un'azione concreta anche di aiuto alle popolazioni che soffrono, non solo in Africa ma anche quelle italiane. E la terra della solidarietà è la terra di San Marco, la nostra terra di San Marco, che è una terra importante perché la gente si dà e fa volontariato. Questo è il Veneto, e mi piace sottolineare, signor Sindaco, questo Veneto importante, e anche le regioni vicine, perché i friulani anche loro hanno hanno costruito il ponte ad Amatrice, avete visto la protezione civile eccezionale, eccetera. Quindi la nostra gente vuole il bene di questa nazione, al di là della demagogia, vuole il bene della popolazione. Lascio a te la chiusura di questa piazza. Concludere questa discussione non è facilissimo, nel senso che carne al fuoco ce n'è parecchia, dal sistema sanitario alle problematiche delle farmacie. Se mi è consentito una cosa la dico: abbiamo già sperimentato la liberalizzazione con le varie norme, dalle Bersani alla Bolkestein successiva. Credo che di liberalizzazione non si possa parlare, l'esito è l'anarchia. Non vorrei che anche per quei settori dove ancora questo non è avvenuto capiti la stessa cosa. Io non voglio apparire come un nostalgico dei vecchi piani, dei vecchi piani del commercio, però oggettivamente oggi basta guardare che cosa capita nelle piazze delle nostre città, l'anarchia regna sovrana per quanto riguarda. Ma poi anche a Conegliano hai avuto anche grandi problemi tu qua a Conegliano. In effetti bisogna essere molto attenti quando si parla di libera concorrenza, perché la libera concorrenza non può essere intesa come anarchia. Questo per quanto riguarda il ragionamento di prima. Mi ha fatto piacere ospitarvi qui, sono contento che ci siate stati e che abbiamo parlato di temi di vera attualità che riguardano sia gli operatori ma riguardano anche la diffusione dei servizi sul territorio, con la speranza di poterlo fare anche prossimamente, magari parlando anche di altre tematiche che riguardano la comunità. Grazie signor Sindaco, viva Conegliano e viva la nostra popolazione. Saremo sempre vicini per la solidarietà e l'aiuto che diamo ogni giorno alle persone che soffrono, a quelli che ovviamente hanno difficoltà economiche, ma lo facciamo con spirito costruttivo per dare fiducia e forza a questa grande terra, la terra di San Marco. Buonanotte, viva Conegliano, arrivederci.